Bene, ci sono aspetti della vita della professoressa che sono molto interessanti perché lei ha una vita, nasce in Bosnia ed Erzegovina, si forma all'Università di Zagabria, poi va a studiare in Polonia, quindi ci sono queste varie migrazioni che segnano la sua vita. Per quanto riguarda questa prima parte della vita, io lascerei per dopo perché penso che ci sarà interesse fra gli studenti, magari perché è un'epoca in cui avevi l'età loro e quindi penso che forse ci sarà più, è giusto che facciano domande loro su quella epoca della tua vita in cui eri coetanea. Kasty migrировали, kasty isto сегодняшней что имели наши студенты. Dakle, ostavi ćemo to za poslije. Ok, dobro, dobro. Ehm, invece ti chiedo adesso della tua seconda migrazione, quindi di questa prospettiva dalla Croazia a studiare il polacco e iniziare a viaggiare in un altro paese, quindi mi interessa che tipo di viaggio è stato, come ti sei innamorata di questo altro paese. È un'esperienza che i nostri studenti vivono perché studiano e viaggiano e studiano varie culture, quindi mi interessa come hai vissuto questa nuova cultura all'età che avevi 18 anni. E, možda nije nevažno za razumijevanje moje perspektive to da sam ja iz Bosne u Hrvatsku došla sa 18 godina nakon što je rat netom završio. Dakle, to su dvije velike promjene u mom životu. Stječem punoljetstvo, selim iz male jedne sredine i selim iz rata u mir, da tako kažem, i onda mi se odmah otvara perspektiva studiranja stranog jezika. Hrvatska za mene nije bila strana sredina s obzirom da sam bez ikakvih problema se sporazumijevala, odnosno iako se moj jezik zove bosanski, a ušla sam u prostor hrvatskog jezika, dakle to je ipak bio isti jezični prostor, tako da tog nekog prelaska iz jednog svijeta u drugi jezični svijet nije bilo, ali mi se otvorio treći svijet u nacionalnom kulturnom jezičnom smislu, a to je svijet Poljske, gdje sam kao studentica prve godine već dobila mogućnost da provedem mjesec dana u Varšavi. Varšava je... Možda da si to možda, da, ispričavam se. Ima to da. Da, bez problema. Allora, forse è importante per capire questo passaggio, è importante dirci subito che quando io ho compiuto la mia prima migrazione avevo 18 anni, mi sono trasferita da Bosnia a Zagabria. Nel momento in cui io compivo 18 anni e raggiungevo l'età appunto della maturità e la guerra era appena finita. Mi trasferivo in un contesto linguistico-culturale affine al mio, non si trattava di un paese straniero, di un contesto straniero, ma entravo a contatto con un terzo mondo, che era quello della Polonia, e durante il primo anno ho avuto la possibilità di vivere anche un mese a Varsavia. I Varšava je bila za mene zapravo prvi stvarno velik grad koji sam vidjela, a da dočaram među vama onima koji nisu tamo bili, kakav je to grad, samo ću spomenuti opasku nekih posjetitelja tog grada koji su kazali da ako dolazite u Varšavu iz Moskve, odnosno iz Rusije, odnosno s istoka, pomislite da je to Pariz. A ako dolazite u Varšavu sa zapada, zaključite da je to Moskva. Dakle, ona ima tako jedan spoj istočnih, pa i orijentalnih, ali prije svega zapravo istočnih, sovjetskih i ruskih tragova,
a s druge strane u velikoj mjeri europska, i ne samo arhitektonski. Dakle, to je za mene bio ulazak u jedan svijet koji mi se činio nepregledan, koji mi se činio strašno privlačan i tako da je vrlo brzo taj moj studij poljskoga koji je inicijalno bio slučajno odabran, postao mojom velikom preokupacijom i istovremeno ljubavlju. Varsavia è stata la prima grande città nella quale io ho messo piede veramente, e per dare un'idea della città a chi non ci ha mai messo piede, potrei riportare alcune delle impressioni che hanno i visitatori che arrivano. Ad esempio, chi arriva da Mosca vi dirà che assomiglia molto a Parigi, chi arriva invece da un paese occidentale vi dirà che assomiglia molto a Mosca. Questo perché Varsavia rappresenta l'unione tra diversi aspetti, tra l'est, alcuni aspetti orientali, alcuni sovietici, tracce sovietiche, ma ha un carattere assolutamente europeo, non soltanto nell'architettura, e di conseguenza per me ha rappresentato un mondo misterioso ma anche attraente, e la scelta del polacco come lingua, come scelta casuale, inizialmente casuale, si è trasformata in realtà nella mia più grande occupazione e poi in un amore. Super zvuči. Želiš još nešto dodati? Ne. Bene, io adesso non so se dobbiamo girare sempre così, ma va bene, forse ci Sve tri. Ok, ci stai? Sì, fantastico. Ok. Mi interessa questo... Inga. Buongiorno, dobar dan, izvolite, sjednite. Sì, benvenuto. Jaz sem študent slovenščine, sem tukaj, ne govorim hrvaščine, ampak poslušam. Odlično. Dobrodošli. Odlično, dobrodošli. Mi tudi malo govorimo slovenščine, ampak bomo tukaj v hrvaščini in v italijanščini, tako da italijansko boste sigurno razumeli. Quindi continuiamo la conversazione con la professoressa di croato e di polacco. E queste sono le due lingue su cui ci concentriamo, e quello che mi incuriosisce, siccome i nostri programmi accademici sono sempre su due lingue, sia in Croazia che in Italia, i nostri studenti lingua A, lingua B, si cerca di aggiungere una terza lingua e così via, ma sono due lingue. Esiste il concetto di comparazione, di letteratura comparata, di linguistica comparata, ma soprattutto quello che mi interessa è letteratura comparata, cioè quando hai studiato queste due letterature hai subito iniziato a pensare in parallelo o erano scompartimenti stagni, diciamo? Perché quello che noi cerchiamo di incitare i nostri studenti a pensare in modo comparatistico, ma non sempre riescono a farlo quando studiano due letterature. Moram reći da moje pitanje danas bilo, moj bi odgovor danas bio zapravo iz ove perspektive drugačiji, nego li sam možda na isto to pitanje bila spremna odgovoriti tada. Ja tad ništa nisam razumjela. Ni zašto to studiram, ni šta mi se tu točno sviđa, ni ko ću ja biti. Meni je naprosto bilo lijepo. Direi che oggi dovessi dare una risposta oggi da questa prospettiva attuale sarebbe molto diversa dalla risposta che avrei dato all'epoca, perché all'epoca praticamente non capivo nulla che cosa stavo studiando, perché lo stavo studiando, cosa sarei diventata. Per me era assolutamente e semplicemente una cosa molto bella. Danas naravno razumijem koliko mi je studiranje dviju filologija i razumijevanje i učenje vlastitog materinjeg jezika
s te znanstvene strane zapravo omogućilo bolji uvid i razumijevanje vlastitog jezika i njegovih mogućnosti i njegovih limita, a s druge strane učenje poljskog jezika mi je osvijestilo da jezik zaista jest način gledanja svijeta, da jezik ustrojava našu sliku svijeta, da nešto što se može na određeni način kazati na poljskom se ne može kazati na hrvatskom i to nisu limiti jezika, nego limiti nekog drugog osnova. Tako da danas razumijem da je studiranje dvaju jezika bilo zapravo možda najbolji put da se nauči svaki pojedinačno. Oggi da questo punto di vista, da questa prospettiva, capisco invece che aver studiato due filologie diverse in contemporanea mi ha dato la possibilità di comprendere in un modo migliore anche la mia madrelingua, avendo avuto la possibilità di studiarla direttamente. Partendo dal presupposto che una lingua rappresenta un modo di vedere il mondo, ci sarà un modo di vedere le cose espresso in polacco e un modo di vedere il mondo espresso in croato. Non si tratta di limiti propri della lingua, ma proprio di limiti della visione del mondo, che sono appunto differenti. E quando studiavi avevi sicuramente delle epoche letterarie preferite, autori preferiti in croato e in polacco. Chi erano? Chi erano allora e se sono cambiati ad oggi? Moram iskreno reći da sam za neke autore lagala da mi se sviđaju, jer sam mislila da oni mi se sigurno moraju sviđati, to što ja ne razumijem koliko su dobri govori o nekim mojim ograničenjima, a ne o sumnjivosti njihove kvalitete. Tako da sam od početka lagala da volim Krležu. A proposito degli autori, all'inizio ad esempio mentivo rispetto a quanto mi piacessero degli autori, un po' perché pensavo che non dicendo quello che pensavo e che sentivo avrebbe limitato la percezione di quanto io conoscevo quel corpus letterario e ad esempio all'inizio dicevo che mi piacesse Krleža. U poljskoj literaturi sam lagala da mi se sviđa Gombrowicz. Invece per quanto riguarda la letteratura polacca mentivo sul fatto che mi piacesse Gombrowicz. Kasnije, 10 godina kasnije, 15 godina kasnije sam shvatila zapravo da su to odlični autori, ali da sam ja onda bila nedorasla njima. Tako da su odjednom postali bolji 10 godina kasnije, mi se činilo da su počeli bolji pisati. Iako su obojica već bili mrtvi. 10-15 anni più tardi ho capito che erano entrambi degli ottimi autori, ma che io non ero abbastanza matura per comprenderli e poi con il tempo ho capito effettivamente qual era il loro valore. A recimo pisac kojeg sam već tad jako voljela i koji mi do danas ostao izuzetno drag je Slobodan Novak. E invece uno scrittore che già all'epoca amavo molto e che continuo ad amare ancora adesso è Slobodan Novak. I ako mogu preporučiti Miris i zlato i tamjan, meni je njegova najdraža knjiga, iako sigurno Izvanbrodski dnevnik mi je također draga, ali možda Miris i zlato i tamjan kao neka knjiga koja je dobra za ulaz u svijet Slobodana Novaka. E se posso consigliare questo romanzo Miris, Zlata e Tamjan. Lo trattiamo poco, credo sia stato tradotto come Piccolo mondo antico. Ah, così. Sì, okay. Un titolo completamente... Mike Mizrahi? Sì, però è un titolo che non corrisponde all'originale, hanno trovato un altro titolo. È tradotto, prevedenie, ma io non riesco mai a insegnarlo, non l'ho mai inserito, scusate, magari un'idea per l'anno prossimo. Però potrebbe essere è un romanzo che è un'ottima introduzione all'opera di Novak. Per chi può essere interessato. A od poljskih autora sam jako voljela Henrika Sienkiewicza, a danas mi se čini da to nije autor prve klase, ali mislim da je dobar autor za one koji tek ulaze u svijet poljske književnosti.
i razumijem zašto mi je s 20 bio fantastičan, a danas više ne. Invece per quanto riguarda il corpus letterario polacco, all'epoca amavo Sienkiewicz. Tako je. E oggi non penso più che sia insomma, un autore così grande, ma continuo a pensare che sia un ottimo autore per chi vuole inserirsi, entrare nella letteratura polacca, e comunque io a 20 anni l'ho amato moltissimo. E quando hai cominciato a tradurre? A kad si počela prevosti? Prvi prijevod sam napravila na 2. godini fakulteta. Jedna vrlo kratka pjesma, pjesnik Andrzeja Burse. I dobila sam nagradu poljskog slikarstva 19. i 20. stoljeća u privatnim kolekcijama. Dakle, to je vrlo raskošno jedno knjiško izdanje gdje su bile reprodukcije poljskog slikarstva 19. i 20. stoljeća koje se ne mogu vidjeti jer su u privatnim kolekcijama. Dakle, ne bih možda ni upamtila ni tu pjesmu koju sam prevela, ni tu nagradu, da mi do danas nije ta teška knjiga, predivna knjiga, još uvijek u dnevnoj sobi, često je otvaran. Dakle, poljsko slikarstvo, ako je nešto od poljske umjetnosti veliko, to je poljska književnost, ali odmah uz bok i poljsko slikarstvo. E la prima traduzione l'ho fatta durante il secondo anno di studio. Bila je objavljena u toj knjizi? Ne, ta knjiga je bila nagrada za moj prijevod, da, jer sam bila mala i prevela sam, rekli su da sam lijepo prevela, da sam mi profesor poklonila. Ho tradotto una poesia Andrzej Bursa. Andrzej Bursa. Ok. Su traduzioni Andrzej Bursa, ja. E come premio ho ottenuto un volume preziosissimo e molto, molto bello sulla pittura polacca. Ecco, questo volume è tanto bello, però appartiene a una collezione privata e non riuscirei neanche a ricordarmi il testo di quella poesia e il libro su cui è poi con il quale mi hanno premiata, se non ce l'avessi nel mio salotto di casa, e ogni tanto non lo sfogliarsi per ricordare appunto quello che fu l'inizio. E quindi come traduttrice sei fermata, soprattutto come traduttrice poetica, ma siamo qui soprattutto per parlare della tua opera di scrittrice e quindi mi interessa quando hai iniziato a scrivere. Smo razgovarali o prevodu, ali najviše nas zanima kako si ti počela da pišeš kao spisateljica? Ja sam počela pisati kao gospođa u godinama. Dakle, imala sam 45 godina i nikakvu ambiciju da ikad budem spisateljica. Dakle, radim na fakultetu već dugo, prevodim, obožavam, jako volim ta svoja 2 posla i nisam mislila da ima još neko polje gdje bih ja nešto mogla od sebe dati ili ponuditi. Tako da nije bilo nikakve namjere, a kamoli ambicije da pišem knjigu. Ali se stvar odigrala na jedan neobičan način. Imala sam na Facebooku svoj profil na koji sam povremeno stavljala neke male anegdote iz svog života, pisala neke pričice, vjerodostojne, dakle autobiografske, nisam ništa izmišljala, ali sam ih stilizirala tako šaljivo i literarizirala sam ih, ali vrlo, vrlo malo. I onda je broj tih pričica narastao i došla je ponuda od jednog izdavača da to ukoričim i ja sam pristala. Io ho cominciato a scrivere già ad una certa età, avevo 45 anni quando ho cominciato a scrivere, ho cominciato senza grosse ambizioni, lavoravo già da diversi anni all'università, traducevo e non pensavo di avere molto altro da dire o da dare, come, insomma, al di là di queste mie 2 professioni. E così, senza alcuna ambizione, ad un certo punto ho cominciato a scrivere sul mio profilo Facebook, a raccontare delle cose che mi succedevano, una sorta di autobiografia e autofiction, e a raccontare aneddoti della mia vita, dandogli una struttura un po' stilizzata, no? Magari una forma un po' diversa, un poco diversa.
ad un certo punto questi aneddoti, questi racconti hanno cominciato ad essere numerosi e mi è arrivata una proposta da un editore che mi ha proposto appunto di impacchettarli in un libro e io ho semplicemente accettato. E qui arriviamo a una cosa a cui volevo appunto arrivare, sono i social media. Quindi che ruolo hanno? Innanzitutto mi interessa, avrete sentito anche voi che la poesia che sembrava stesse svanendo dal mondo culturale, intellettuale, occidentale, con i social media sta vivendo un revival, un forte ritorno, vero? Tutti adesso perché nei social media è facile, è breve, si legge, si condivide, si interagisce con i poeti e quindi i poeti vivono veramente un momento d'oro, no? Quindi questa cosa come poesia è internet mi interessa come prima cosa. E poi la prosa, breve prosa, spesso autofiction, quindi autobiografica, un post può diventare poi una forma letteraria, come è appunto il suo caso. Quindi il ruolo dei social media è la letteratura oggi, per le forme brevi. I romanzi non sembrano avere grande futuro a questo punto, anche se gli editori pubblicano più volentieri ancora i romanzi, se dico bene, no? No? Non le forme brevi. Možda će moj odgovor biti zapravo neočekivan, ali ja ne mislim da su društvene mreže učinile dobro književnosti. Možda su učinile dobro samo promociji autora, jer s obzirom da su nestali časopisi, da je gotovo nestala ozbiljna književna kritika, autori su zapravo dobili nešto kao svaki svoj mali televizijski kanal, gdje stalno nastupaju, gdje govore o tome što rade, govore o tome gdje idu na gostovanja, stavljaju osvrte na svoje knjige, stavljaju fragmente rukopisa koji nastaju. Dakle, oni naprosto odrađuju ono što bi neka infrastruktura književnog života trebala odraditi, ali te infrastrukture nema. Ali kvaliteti književnosti ne vjerujem da je postojanje društvenih mreža nešto dobro donijelo i meni se čini da se, možda da tu stanem pa ću napraviti jednu paralelu. Forse la mia risposta vi suonerà un po' inaspettata, sarà un po' inaspettata. Io non penso che i social abbiano fatto del bene alla letteratura, penso che abbiano fatto del bene all'autopromozione degli autori, che in un momento in cui sono scomparse le riviste letterarie, sta scomparendo, è già scomparsa la critica letteraria seria. Ciascun autore ha una sorta di canale televisivo personalizzato nel quale pubblica, ci fa sapere che cosa fa, dove è ospite, pubblicano le recensioni, pubblicano delle anteprime, no, degli estratti dei nuovi testi, cioè fanno tutto ciò che dovrebbero fare delle infrastrutture letterarie che ormai non ci sono più. Mislim da je sličan neki socioknjiževni prevrat se dogodio prije 100-tinjak godina kad se kavanski život u Europi jako zapravo razvio i puno je autora počelo nastupati pred publikom. To je bio jedan novi moment neposrednog kontakta autora i publike gdje su se također popularizirale kratke forme, upravo zbog prirode konteksta u kojem, dakle, kabaret je iz takvog jednog milja nastao, aforizmi, kratke pjesničke forme i tako dalje. Ali mislim da neka stvarno dobra književnost i dalje nastaje negdje drugo i da ju niti smeta, niti joj puno pomaže to što mi u ovoj buci sad društvenih mreža ili nekad buci kavana mislimo da je književnost. Penso che questo
questo mutamento, no, interno ai social della letteratura sia simile al periodo in cui è nata kako bih rekla, kavanski život, La vita dei caffè, dei caffè letterari, no? caffè che possono essere letterari. La vita dei caffè quando ad un certo punto gli autori ebbero la possibilità di rivolgersi direttamente ad un pubblico e fu proprio quel periodo in cui si svilupparono anche le forme brevi della letteratura, si sviluppò il cabaret o il gusto per gli aforismi. Ecco, io penso però che la letteratura di qualità o la buona letteratura nasca da qualche altra parte che non sia influenzata o sia marginalmente influenzata dal chiacchiericcio dei caffè o dal chiacchiericcio che accade sui social media. Un'abitudine antica che oggi non so quanto sia ancora viva, quella di scrivere il diario. Hai mai scritto il diario? Cijeli život. Cijeli život. Da. Ali ono što je meni možda bilo važnije, ako mogu kazati da me nešto čuvalo u svijetu pisane riječi moje, ali to su bila dopisivanja zapravo. Ja sam čovjek dopisivanja i još kao dijete sam jako puno pisama pisala, puno više nego što sam ih dobivala. I poslije kad se pojavio internet, odnosno mailovi, ta forma neposrednog kontakta sa čitateljem, pri čemu to nisu bili literarni sastavci, to je naprosto bila komunikacija, ali taj užitak pisanja pisama, obraćanja nekome, dobivanja neke povratne, ja mislim da to ima veze s mojom književnošću i zbog toga mislim da je moja književnost tako komunikativna. Ja stalno s nekim zapravo ulazim u dijalog, kakve su to vrlo konkretne osobe, kad je to zapravo neki taj idealni čitatelj, pri čemu moj idealni čitatelj nije uopće strog. Ok. Zato je moje pisanje tako, vrlo komunikativno, ja bih rekla, vrlo pitko. Allora, forse più che la forma, il mezzo che ha mantenuto più vivace la mia scrittura non è tanto il diario quanto le lettere e gli scambi di lettere. Ho sempre scritto moltissime lettere, a volte ne ho scritte anche di più di quante ne ricevevo, e poi con la comparsa di internet ho continuato a scrivere moltissime mail, anche per stabilire un incontro, anche degli incontri indiretti con i lettori, proprio per il gusto di rivolgermi a qualcuno e di ricevere una risposta da questo qualcuno. Ecco, forse è in questa abitudine la natura comunicativa della mia scrittura, che è molto comunicativa perché io sono sempre in dialogo con qualcuno, in dialogo con qualcuno di concreto, posto che il mio lettore non è così severo quando mi risponde. Su questo concordo, che veramente io adesso non so chi di voi abbia letto qualche testo di questi due libri, raccolte di brevi prose, in cui la seconda soprattutto, non vedrai, si può considerare un vero e proprio romanzo fatto di piccoli frammenti, e sono d'accordo che sono molto comunicative queste prose, che veramente adesso non so quanto abbiate letto, però è un modo di raccontare molto veloce, autobiografico, si dirige su alcuni dettagli della vita e poi si dirige molto velocemente verso un finale, e qui Đurđica Čilić veramente sa creare un finale che sconvolge il senso, che ci sorprende, che ci commuove, e la qualità di prosa breve sta proprio nel sapersi fermare nel momento giusto, in un modo che può
toccare il lettore, è molto comunicativa. E quindi Maui Cry è una serie di frammenti che non sono organizzati in ordine cronologico, ma c'è una linea emotiva, c'è uno sviluppo emotivo che di questi frammenti che accadono prima, dopo, in mezzo, quindi, ma c'è una linea emotiva e questa emozione che li segue è quella che il lettore condivide. Sono le emozioni che viviamo ogni giorno, sono delle piccole gioie, in momenti di beatitudine, di piccole scoperte, di sublimità, qualche volta di tristezza, di pesantezza, di angoscia, ma più spesso di nostalgia, di gratitudine. Ecco, adesso ho elencato alcune delle emozioni che suscitano queste prose. Mi interessa quanto le lettrici o i lettori si sono riconosciuti perché sono come invitati a identificarsi con questa emozione. Se c'è stato un feedback delle lettrici o dei lettori, visto che non so se anche Novi Cry nasceva sui social media, no, quello è scritto a parte, però quelle di Fafaricul sono quindi erano esposte subito ai commenti. Quindi quante lettrici hanno detto è vero, è successo, conosco questa sensazione, conosco questa emozione e quanto è importante per una scrittrice come te avere questo tipo di conferma. Ja sam tašta i meni je svaka pozitivna reakcija na to što sam pisala jako puno značila i međutim, ovako, tašta sam, ali nisam glupa. I znala sam da onaj ko vam hoće pisati, da vam nešto lijepo kaže, da on pretjeruje. I da oni koji hvale na društvenim mrežama također pretjeruju, da je to naprosto mjesto pretjerivanja. Tako da je pozitivnih reakcija bilo jako puno, sve su me radovale, ali mi je bilo jasno da ih ne treba sasvim ozbiljno shvaćati. A s druge strane... Zašto bi bila? Vanitosa. Ecco, sorry. Da ne bude neprecizno. Allora, sono vanitosa, ma per cui ciascun feedback per me ha un grande significato. Sono vanitosa, però non sono stupida e di conseguenza so che nel mondo dei social, il mondo dei social è quello delle esagerazioni, perché ci sono delle persone, no, che scrivono delle recensioni positive ed esagerano, o delle recensioni negative, dei commenti negativi ed esagerano pure questi, ecco. Ali a propos feedbacka koji je dolazio s tim porukama kao da je to moje djetinjstvo, kao da su to moje uspomene, zapravo je dolazio uglavnom od ljudi čije to jesu bile uspomene. Jer ja ipak zahvaćam jedan vrlo konkretan prostor, ne samo u smislu mjesta, nego i u smislu određene kulture, određenog duha vremena, muzika, filmovi, popkulturni elementi, to je sve nešto što je zajednički svijet ljudi koji su danas poput mene u srednjim godinama i koji su naravno kao i svi nostalgični prema svojoj mladosti. Tra tutti questi feedback, dalle persone che mi chiedevano se si trattasse della mia infanzia. No, dicevano, come se si trattasse della mia infanzia. Quindi le lettrici che dicevano come se tu parlassi di me. Ho ricevuto tanti di questi feedback dalle persone che si ritrovavano nei loro ricordi, e questo probabilmente perché quando scrivo io scelgo uno spazio concreto, scelgo un periodo concreto, definito, con della musica, dei film, tutto un mondo
specifico che appartiene alle persone che hanno la mia età e che quindi tutte, insomma, arrivate a questa età, hanno spesso una nostalgia della propria gioventù. Esatto. Grazie. Novi Crai è diventato anche uno spettacolo teatrale. Come è stato questo passaggio a teatro? E queste emozioni hanno trovato corpo sulla scena? Do scene i tante emocje są promieszkane Ta kazališna predstava je napravljena zapravo od Fafarikula i Novog Kraja, jer te dvije moje knjige su, kao što ste rekli, međusobno povezane u smislu da one prate jednu obitelj koja nosi prezime moje obitelji, glavna junakinja nosi moje ime i u velikoj mjeri to jest stvarno autobiografski materijal, ne do kraja, ali jest. Tako da su te dvije knjige, kad ih je redatelj Planinić u Zagrebu odlučio pretvoriti u kazališnu predstavu, zapravo iskorištene u cjelini, ali on iz njih izvukao tu jednu kronološku nit praćenja jedne prosječne obitelji u Bosni koja osim što se mijenja s obzirom na uloge i životne puteve svakog pojedinog člana, mijenja se jer trpi radnju, odnosno trpi rat, trpi tranziciju iz socijalizma u taj divlji kapitalizam, selidbe mlađih članova, smrt majke, tako da je to preneseno u kazalište zapravo selektivno, u smislu da je ipak samo izdvojen dio tih priča u tim dvijema knjigama i to je nešto sasvim drugačije. Jako sliči na ono što sam ja napisala, ali funkcionira u jednom drugom mediju, dakle radi drugačije. Ok. Lo spettacolo teatrale, a dire il vero, è tratto da Fafarikul e da Novi Crai, che entrambi seguono la storia di una famiglia dove il cognome è il mio, la protagonista, il personaggio principale, porta il mio nome, quindi si tratta in sostanza di un'autobiografia, ma non completamente, insomma, ci sono anche degli aspetti di fiction. Il regista, Planinić, ha proposto insomma di portare in scena queste narrazioni in un teatro di Zagabria, ma ha operato una selezione dai due libri di alcune scene, di alcuni momenti, seguendo la storia di una famiglia qualunque bosniaca che vive tutta una serie di eventi, tra cui la guerra, la transizione dal socialismo al capitalismo selvaggio, la morte della madre, la migrazione dei giovani. Ecco, dunque ha effettuato una selezione dai due libri, trasportando in un media diverso quelle che erano le storie appunto dei due libri. Perciò si tratta di una storia che assomiglia molto a quelle che io racconto nei libri, ma in un contesto e con un media completamente diverso. Devo passare adesso alle tue attività sociali, politiche potremmo dire, perché come ho detto anche stamattina, e questo viene fuori anche dalle tue prose e da quello che fai, un innato senso di giustizia. E nella vita reale lo eserciti pubblicamente, mettendoti spesso in gioco, esponendo i tuoi pensieri pubblicamente, coraggiosamente molto spesso. Quindi puoi dirci qualcosa di alcune delle tue battaglie? Per che cosa lotti? Penso, per esempio, la tua lotta contro la segregazione linguistica, per i migranti, so che
fai alcune cose molto interessanti per la battaglia contro le tasse universitarie che abbiamo menzionato stamattina. Quindi sono varie le cose per cui ti appassioni, per dire socialmente e politicamente. Puoi raccontarci di alcuna di queste tue esperienze? Nešto o nekim od tih. Pa prvo htjela reći, ako je točno da sam angažirana u tom nekom smislu aktivizma i borbe za slabije, a u nekoj mjeri to stoji, htjela bih kazati otkud to. Moj tata je bio socijalni radnik u jednoj vrlo velikoj tvornici, vrlo uspješnoj tvornici. Izvolite. Sì, buongiorno, venga. Venga. Tvornici koja je bila kemijska tvornica, zapravo vojne industrije, gdje je radilo jako puno ljudi, ali on je bio socijalni radnik, dakle od svega u toj golemoj vojnoj industriji, ono što je bio njegov posao jesu bili socijalni slučajevi. Dakle, ljudi koji imaju probleme na poslu, koji imaju probleme sa zdravljem, koji imaju probleme sa alkoholizmom, koji imaju problem sa obiteljskim nasiljem i tako dalje. Tako da sam ja zapravo u jednoj stabilnoj, maloj obitelji odrastala kao neprekidna svjedokinja tuđih problema i to vas se ne može ne ticati. Dakle, morate biti sociopat da zapravo to ne doživite kao nešto što se tiče i vas, iako niste ni žrtva, ni... Mislim da me to u velikoj mjeri odredilo. Dakle, ta prisutnost tuđih problema koji su na neki način bili naši problemi jer je tati to bio posao. Ok, allora se posso definirmi come un attivista o una persona che lotta per i diritti dei più deboli, probabilmente lo devo al fatto che mio papà lavorava in un'enorme fabbrica chimica che faceva parte dell'industria bellica, come Industrie? Vojna industrija. Come socijalni radnik e assistente sociale interno alla fabbrica. Per cui il suo lavoro era quello di seguire i casi dal punto di vista sociale più vulnerabili, ad esempio di alcolismo, oppure di violenza in famiglia, oppure problemi appunto nel contesto lavorativo. E di conseguenza io ho trascorso dall'infanzia in avanti, sono stata una testimone diretta di come mio papà trattava questi casi sociali, sebbene la nostra famiglia fosse una famiglia serena e qualsiasi. E il fatto che mio papà facesse questo lavoro mi ha enormemente influenzato, non essendo io una sociopatica. No, bisognerebbe essere proprio un sociopatico per non essere influenzato da questo. Druga važna stvar koju bih htjela spomenuti, za vrijeme rata sam bila u Bosni i onaj dio Bosne u kojem sam ja odrastala je zapravo prostor sukoba između Hrvata i muslimana, gdje sam ja kao pripadnica hrvatskog korpusa nacionalnog svjedočila zločinima Hrvata nad muslimanima. Bilo mi je 17 godina, ali mi je bilo potpuno jasno da nisu ti zločini morali biti učinjeni, odnosno da su učinjeni kako bi bila druga strana zastrašena i kako bi ju se otjeralo. Dakle, to opet morate biti ili potpuno indoktrinirani i zaluđeni nacionalizmom ili potpuno indiferentni prema tuđoj boli, a da ne shvatite da neko u vaše ime čini zlo drugome i da ste malkice i vi krivi. C'è da dire anche che durante la guerra io mi trovavo in Bosnia, in una parte della Bosnia dove era attivo il conflitto lo scontro tra croati e musulmani. Io appartenevo alla comunità croata, eppure a 17 anni sono stata testimone di crimini, di azioni
da parte croata contro i musulmani. E mi era chiaro già allora che si trattava di azioni che non avrebbero dovuto accadere, che non erano giuste. E quindi bisogna essere veramente o indottrinati dal punto di vista nazionalistico, oppure persone completamente indifferenti a quanto sta accadendo, per non capire che ciò che accadeva anche a nome mio, e di conseguenza anche io avevo una mia parte di colpa in questo che accadeva. I još da dodam, mislim, jako važnu stvar, da ne ostane nedovršen ovaj moj odgovor, kad je došlo do promjene snaga u muslimansko-hrvatskim odnosima, odnosno kad je muslimanska vojska dobila priliku činiti zločine nad Hrvatima, iskoristila je tu priliku. I što hoću zapravo kazati? Kad ljudima damo šansu da budu zli, oni tu šansu najčešće iskoriste. Ali isto tako uvijek sretnemo ili znamo za neke ljude koji uspiju ostati ispravni i nekako sam nastojala da mi ovi drugi budu uzor, a da se ovih prvih klonim ili da barem ukazujem na njih, da ih se klone drugi. Per concludere il mio ragionamento, perché anche questo dettaglio non resti fuori dalla mia risposta, vorrei aggiungere che quando invece c'è stata la possibilità che le forze in campo subissero un cambiamento, no, di preponderanza, quando c'è stata la possibilità che l'esercito musulmano si rivoltasse contro la comunità croata, ebbene anche quell'esercito usò questa possibilità. E questo per dire che quando diamo la possibilità alle persone di essere cattive, malvagie, questa possibilità viene sempre utilizzata. Così come quando diamo la possibilità alle persone di sollevarsi contro l'ingiustizia, queste persone si sollevano. Io ho scelto di prendere le persone che si sollevano contro l'ingiustizia come mio riferimento. Per la dichiarazione di lingua comune, Deklaracija zajedničkom jeziku, che ruolo hai avuto e come hai partecipato in questo? E in che fase adesso si trova questo progetto? L'abbiamo firmato alcuni di noi. Che ruolo Ranko Bugarski ha anche scritto il libro che analizza come questa dichiarazione è stata recepita in Croazia, come ha reagito la Bosnia, come ha reagito la politica serba, quindi diverse reazioni politiche. In questo momento questa dichiarazione in Croazia mi pare sembra dimenticata. In Bosnia vive ancora? Hai notizie? Ja sam bila samo jedna od potpisnica, dakle nisam bila inicijatorica, nisam u javnom prostoru popularizirala tu inicijativu, samo sam je potpisala, što možda samo, a možda nije ni malo, s obzirom da sam već bila akademska radnica na Filozofskom fakultetu sa statusom koji nije neki marginalan, ali istina je to što kažete, sudbina te deklaracije je nekako skrajnuta i ona više nije temom. Ono što je, mi potpisnici smo međusobno jako različiti, i politički, i svjetonazorski, i obrazovno, i dakle baš je tamo jedna vrlo šarolika grupa ljudi se potpisala pod tu deklaraciju. Ono što je meni u njoj značilo jest bila gesta kontra tih narativa koji su dominirali i u Srbiji i u Hrvatskoj, uopće u cijeloj regiji, a to insistiranje da se razlikujemo, da nemamo ništa zajedničko, da to nešto što je zajedničko nam je više teret nego li prednost, da to nešto što nam je zajedničko je bilo istovremeno i razlog za te krvave ratove. Dakle, ja se s tim naprosto ne slažem dakle, moj potpis pod tu deklaraciju je više bio potpis pod nepristajanje na ono što je zavladalo kao nekakav konsenzus oko toga da nikad ni nismo trebali biti zajedno, da je ta Jugoslavija bila jedan incident i da je dobro da se raspala. Ja to ne mislim, mislim da je
bio jedan od boljih perioda u povijesti tih naroda. Nisam sigurna ni da su to različiti narodi, ali evo, pristali smo da se različito zovemo i da inzistiramo na različitosti svojih povijesti i svojih teritorija. Ništa nam to dobro nije donijelo. Ok. Dunque, io sono stata una delle persone che ha sottoscritto la dichiarazione per la lingua comune e non l'ho inventata, non l'ho spinta nello spazio pubblico. All'epoca avevo già una buona posizione alla facoltà di scienze umanistiche, chiamiamola così, la Philosophy Faculty di Zagabria, con uno status insomma non proprio marginale. È vero, come hai detto, che la dichiarazione non è più un tema importante nel discorso pubblico, non è più un tema di cui si parla moltissimo. All'interno del gruppo delle persone che hanno sottoscritto la dichiarazione ci sono persone anche molto diverse dal punto di vista insomma, del professionale, politico tra loro. Per me sottoscrivere questa dichiarazione ha rappresentato un gesto contro la narrazione dominante in Croazia, in Bosnia, in Serbia e sul fatto che si insisteva molto sulle differenze e sul voler differenziare le lingue e i popoli, come se anche la lingua fosse stata una delle cause della guerra recente. Per me firmare questa dichiarazione ha significato esprimere il fatto che non accettavo questo consenso generale e l'idea generale che questi diversi popoli che erano stati insieme per tanti anni non avessero mai dovuto convivere e non avessero mai dovuto stare uniti. Io non lo penso che il periodo che abbiamo trascorso insieme sia stato uno dei periodi migliori per tutti questi popoli e che poi la divisione tra questi popoli in realtà non abbia portato molto di buono. La Croazia sta vivendo un momento particolarmente difficile di ascesa di nazionalismo, di particolare gravità, anche revisionismo storico, e c'è una spaccatura della società sui temi della memoria, dei valori principali, di come deve essere organizzata la società. La memoria decide anche come viviamo. La discussione sulla seconda guerra mondiale, quello che certi giornalisti dicono, beh, continuate come dire, a distogliere la nostra attenzione con i discorsi della seconda guerra mondiale. Non è proprio così, a mio avviso, perché il modo in cui noi decidiamo dei valori che erano in discussione durante la seconda guerra mondiale dice molto dei valori che noi vogliamo applicare nella società odierna, quindi parla di noi e la memoria non è un fatto secondario. La Croazia vive in questo momento una spaccatura forte, profonda. E a me interessa, tu che hai contatto con i giovani, se puoi vedere questa spaccatura anche tra i giovani, quindi quelli che sostengono questa spinta nazionalista e quelli che invece richiedono una società più aperta e più tollerante. Meni je to jako teška tema i jedan od razloga za koji mislim da su doveli do porasta nacionalizma, dakle svakako jesu globalna gibanja u svijetu i u Europi, porast desnice, dakle Hrvatska tu ne može biti jedna izolirana oaza, naravno nije, nažalost. Drugo, mislim da su društvene mreže
odradile jako loš posao i treće, urušavanje obrazovnog sustava. Mislim da mladi ljudi koji danas, odnosno ovako želim misliti da mladi ljudi koji danas dižu ruku u zrak, govore te ustaške, fašističke pozdrave, podržavaju lošeg pjevača sa vrlo, vrlo negativnim porukama u javnosti, želim misliti da je to zato što oni ne razumiju što stoji iza toga. Danas smo na onom jutrošnjem predavanju govorili o nacističkim i fašističkim simbolima koji su danas u modi. Ja nekako želim misliti da je ta moda posljedica zapravo neke površnosti, nepromišljenosti, nerazumijevanja što to znači, nepoznavanja povijesti. Neki kažu ja u to ne vjerujem. Nije povijest religija, nije to Bog pa vi vjerujete ili ne vjerujete. Povijest je znanost, povijest ima svoje metode, povijest ima svoj materijal, ima svoje alate, postupke. Dakle, to je naprosto znanstveno polje gdje se utvrđuju činjenice i vi možete prihvaćati ili ne prihvaćati, vjerovati ili ne vjerovati, a to su već kategorije koje nisu znanstvene. Odnosno, ako u nešto ne vjerujete, onda zapravo ne razumijete uopće što je znanost. Tako da mislim da kad bi obrazovni sustav ponovno dobio onu važnost u našem društvu koju je nažalost u zadnjih desetljeća izgubio i kad ne bi bilo negativne selekcije u kadru koji radi u obrazovnom sustavu i kad bi institucionalno zapravo, neovisno o političkoj opciji koja vlada, bila autonomija obrazovanja zajamčena i kad se ne bi obrazovni sustav naslanjao na izvršnu i zakonodavnu vlast, koju znamo da je kod nas jednopartijska zapravo, a da je trodioba vlasti također nekako u zalasku, mislim da ne bismo živjeli ovo što živimo. Ispričavam se što sam za sve okrivite škole i... Da, dobro. Allora, è un tema che potremmo affrontare dal fatto che hai ragione quando dici che in effetti c'è una crescita del nazionalismo e dell'espressione del nazionalismo in Croazia. Questo fa parte anche di un movimento globale ed evidente anche in Europa. La Croazia non è un'oasi in questo, purtroppo, ed effettivamente è visibile una crescita dei nazionalismi. C'è da dire che i social, le reti dei social in questo hanno, dei social network hanno fatto un pessimo lavoro. Yeah. Tu di da? C'è da dire anche che il sistema scolastico vive da diversi decenni una distruzione sistematica e stamattina proprio abbiamo affrontato anche questo tema rispetto alla diffusione di simboli fascisti, nazisti che stanno ritornando di moda. Le persone che li utilizzano spesso non capiscono cosa sta dietro a queste simbologie e perché? Perché sono profondamente ignoranti. Ci sono anche persone che dicono ma io non credo a quello che mi stai dicendo quando si raccontano ad esempio degli eventi storici. In questo non si tratta di credere o non credere, perché la storia non è una religione che quindi si sottopone a una fede o a una non fede. La storia è una scienza, è fatta di metodo, è fatta di fatti, di questioni che si accertano e che quindi non possono essere discusse con gli stessi criteri con i quali ci si approccia a una religione. Quindi io penso che non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo se la scuola non fosse, negli ultimi decenni, non fosse progressivamente stata deteriorata, se non avessimo un sistema scolastico che soffre di una certa limitazione, se non avessimo una scelta politica
delle persone che lavorano all'interno del grande sistema scolastico, se il potere non fosse in mano sostanzialmente ad un partito solo, ecco, Se avessimo la separazione dei la poteri, separazione dei poteri, se non avessimo tutti questi elementi, probabilmente non vivremmo come stiamo vivendo oggi. in Serbia invece c'è un evento assolutamente anomalo, è il movimento studentesco, che noi studentski pokret. Che futuro politico ha questo movimento che ha tanti elementi, poi seguite sicuramente, antropologici, interessanti. Sta avvenendo un cambiamento della società, antropologico, una nuova economia delle emozioni. Questi studenti hanno imposto a una società un altro tipo di rapportarsi, a una società piena di violenza. Loro hanno detto basta, vogliamo la gentilezza, quindi sembrano a volte degli slogan utopistici del 68, ma non lo sono soltanto e non sono paragonabili perché siamo in un'altra epoca. La questione principale è quale futuro politico può avere un movimento del genere. To je jako teško pitanje. Danas ne samo teško pitanje. Ja ne mislim da se izvan demokratskog sustava, ako želimo ga zadržati, da se izvan demokratskog sustava može promijeniti vlast. Ona se mora promijeniti demokratskim putem. Međutim, Srbija već neko vrijeme nije demokratsko društvo. Moram dodati, ja ne mislim ni da je Hrvatska. Dakle, iz Hrvatske, evo, prostite na toj digresiji, iz Hrvatske stalno gledamo na to što se događa u Srbiji, malo s divljenjem, malo s prezirom. Ali uvijek iz pozicije da je to nešto divlije, vulgarnije, iracionalnije nego li kod nas. Međutim, ne treba imati iluzija, vrlo je slično. Nama se čini da smo međusobno jako različiti, ali recimo možda da se nadam iz talijanske perspektive ta se sličnost vidi. Da se vratim sad na vaše pitanje. Studenti možda mogu pokazati količinu nezadovoljstva, možda mogu pokazati da se to nezadovoljstvo može, i oni to pokazuju, može iskazati na jedan miran način bez nasilja, ali oni ne mogu preuzeti državu. Niti smiju. To su djeca koja trebaju studirati, koja bi trebala zapravo se baviti ovim što se mi ovdje bavimo, čitanjem, učenjem, radom na sebi, radom na otvaranju vlastitih mogućnosti i popravljanju društva, ali krećući od sebe i izgradnje sebe kao odgovornog građanina tog društva. Ali očekivati da će oni na ulici sa nekom šetnjom od Novog Pazara do Novog Sada promijeniti državu, neće. Jer postoji jedna kultura uličnog protesta u Srbiji koja ne postoji u Hrvatskoj, nikada je nije bilo, i to je gotovo pa dio, neću reći folklora, jer to nije dobra riječ, ali u svakom slučaju dio iskazivanja vlastitog stava, odnosno dio iskazivanja. I 5. oktobra tako je pao Milošević. Dakle, ti protesti su povijesti pokazali da imaju smisla i da mogu dovesti do nekih rezultata, ali isto tako znamo da su najprogresivniji političari u Srbiji uglavnom bili likvidirani. Zadnji takav je bio Đinđić. Dakle, ja želim misliti da iza tih studentskih protesta postoji neka dobra opozicija, progresivna opozicija, ali još je nisam vidjela. Ne vidim je dovoljno snažnu ni u Hrvatskoj, osim u Zagrebu i na nekim obodima. Allora, anche questa è una domanda difficile, si vede che oggi è una giornata di domande difficili. Dunque, di base io penso che non si possa cambiare il sistema democratico stando fuori dal sistema. In Serbia
la società democratica non esiste, il sistema democratico non funziona già da parecchio tempo. Qui apro una parentesi a proposito della Croazia. Noi in Croazia guardiamo sempre a ciò che sta accadendo, a ciò che accade in Serbia con un misto di sorpresa e di sospetto, come se in Serbia dovessero accadere soltanto delle azioni piuttosto selvatiche o irrazionali. In realtà siamo molto simili, anche se dall'interno ci sentiamo molto diversi. In realtà già probabilmente dalla prospettiva italiana siamo percepiti come popoli molto, molto simili. Gli studenti ora in Serbia stanno esprimendo quanta è l'insoddisfazione della società rispetto al sistema democratico e al suo funzionamento. Sono proteste non violente, che però non possono raggiungere il potere. Gli studenti non possono e non devono prendere il potere, non devono caricarsi di questa responsabilità in un momento in cui invece dovrebbero, come noi ora, dedicarsi ad altro, allo studio, alla crescita personale, anche all'impegno, sì, però con un ruolo diverso. È anche vero che non possiamo aspettarci che un cammino da Novi Pazar a Novi Sad, una camminata, una passeggiata, possa cambiare il sistema democratico serbo. È vero che in Serbia c'è una cultura della protesta in strada molto diversa rispetto a quella che abbiamo noi in Croazia. Protestare in strada fa parte e dimostrare qual è il proprio pensiero fa parte della cultura democratica del paese. L'abbiamo visto anche il 5 di ottobre con la caduta di Milošević. Ma i più grandi risultati dentro al sistema democratico si sono avuti quando ci sono stati dei politici antagonisti, come ad esempio Đinđić. Poi è sempre Questi sono stati che sono stati liquidati. Ecco. Ci resta da commentare l'attuale situazione in Bosnia. Quindi riuscirà lo Stato della Bosnia ed Erzegovina ad uscire dallo stallo di Dayton? Status quo Daytonskog. Sad će biti godišnjica Daytona 21.11. Kad je? To je 30 obletnica Da. Daytona. Mhm. Točno za 10-ak dana, da. 30 godina statusa quo, 30 godina egzodusa zapravo mladih ljudi i Srba i Bošnjaka i Hrvata, 30 godina pražnjenja onih kuća i onog teritorija za koje se ginulo, za koje se ubijalo. Dakle, to je valjda ipak najtužnija priča u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, kad uzmemo pojedinačne te novonastale zemlje, mislim da je Bosna najtragičnije prošla i u ratu i u postratnom periodu, i zapravo taj neki postratni period traje kao da je rat jučer završio i kao da su spremni na rat opet. Sreću mladih više nema, pa se nadam da ga više nema tko pokrenuti. Bosna je naravno teško pitanje i na njega pretpostavljam nema ni lakoga odgovora. Samo mogu reći da osjećam snažnu emociju i veliki interes za ono što se tamo događa, ali nemam distancu koja bi mi omogućila da stvari vidim hladnokrvno i objektivno, pa da možda negdje nazrem neko rješenje. Sigurna sam da raspad Bosne i Hercegovine ne bi bio to rješenje. Iako su granice vrlo neke između onih hrvatskih dijelova i Hrvatske, između srpskih dijelova i Srbije. Dakle, ona jest poluraspadnuta, ali neki konačan, odnosno politički ovjeren raspad, mislim
da bi izazvao jako puno novih problema. Allora, proprio il 21 novembre di quest'anno ricorreranno i 30 anni dalla firma degli accordi di Dayton e quindi saranno 30 anni di uno status quo della Bosnia ed Erzegovina che ha significato l'esodo di tantissime persone, soprattutto giovani, dalla comunità croata, serba e bosniaca, lo svuotamento delle terre per cui si era ucciso, per cui si era combattuto. Penso che la Bosnia abbia avuto il destino più tragico durante la guerra e nel periodo post bellico tra tutti gli stati dell'ex Jugoslavia. In alcuni territori pare anche pare che la guerra sia finita ieri. Rispetto alla possibilità che cominci una nuova guerra, io penso che per fortuna non ci sono più i giovani, per cui chi andrebbe a farla questa guerra. Per me non è facile dare una risposta perché non ho la distanza emotiva dalla Bosnia e Erzegovina per dare una risposta obiettiva. Sono però sicura che il disfacimento della Bosnia ed Erzegovina, un eventuale disfacimento della Bosnia ed Erzegovina, non sarebbe la risoluzione a questi 30 anni di stallo del paese. E sebbene i confini tra l'Erzegovina e la Croazia, tra la Repubblica Srpska e la Serbia siano abbastanza morbidi, non siano così netti, penso comunque che il disfacimento del paese potrebbe creare soltanto dei problemi ancora più grossi. Mislim da bi dio problema, i to važan dio problema u Bosni i Hercegovini, bio obrisan kad bi ona ušla u Europsku uniju. I mislim da je tu Europska unija napravila jedan faul što nije sve obgrlila i uključila. E penso che buona parte della risoluzione del problema sarebbe o potrebbe essere l'inclusione della Bosnia e Erzegovina nell'Unione Europea, e penso che l'Unione Europea abbia compiuto un fallo nel non accogliere la Bosnia e Erzegovina all'interno dell'Unione. Per introdurre qualche nota più ottimistica, esiste uno spazio culturale comune, e questo spazio culturale comune tra i paesi in cui si parla bosniaco, serbo, croato e montenegrino, che lo chiamiamo Jugosfera o come vogliamo chiamarlo, ha dei prodotti culturali molto validi, ma anche dei prodotti dal punto di vista di valore culturale o artistico sono pessimi, ma forse hanno un ruolo sociale importante. Quindi, quali sono gli elementi culturali di uno spazio comune di comunicazione tra questi? Pa ja mislim da postoji zapravo veliki potencijal kulture i njegova neiskorištenost. Dakle, glazba, književnost, filmovi se rade u koprodukciji jer su skupi pa jedino tako realno. Izdavačke kuće posežu za autorima iz susjednih zemalja. Dakle, postoji infrastruktura, postoji dobra volja, ali kultura se nekako odvojila od, kako bih to rekla, odnarodila se. I postoji neki međusobni prezir, dakle, takozvani kulturnjaci, ta jedna riječ koja je u Hrvatskoj vrlo frekventna, oni gledaju pomalo na obične čitatelje, publiku, konzumente kao na neko ko ne razumije, ko nije dovoljno obrazovan ili dovoljno suptilan ili dovoljno dorastao toj kulturi, pa se tom narodu, tim ljudima, tim građanima ni ne obraća, onda se oni okreću Thompsonima i Cecama. I s druge strane postoji neka vrsta otpora ljudi, da tako kažem, masa
prema tim istim kulturnjacima, jer ih vidi kao neku vrstu elite, samozadovoljne, međusobno združene, koja se ostvarila preko nekih međusobnih priznanja, nagrada, sinekura, i taj jaz je, ja mislim, veći problem nego što je dobra vijest da su ljudi iz kulturnih sfera Srbije, Hrvatske i Bosne prijatelji, poznanici, kumovi, jedni drugima autori, izdavači, producenti, redatelji, glumci i tako dalje. Mislim da je puno bilo važnije da se to zajedništvo koje se uspjelo zadržati ili obnoviti u kulturnoj sferi zapravo sad upregne u zbližavanje ponovno s vlastitim suautorima. Ne možete prebivati vi pola metra iznad zemlje i mislite da stvarate kulturu, a da istovremeno u toj kulturi ne nalazi ništa za sebe obični građanin. Aha. Ok. Esiste dunque una cultura, così, uno spazio culturale comune che ha un grandissimo potenziale e sottoutilizzato nei diversi comparti della produzione culturale. Ad esempio ci sono i film che per lo più vivono delle coproduzioni, perché produrre un film è una cosa molto costosa e dunque si ricorre alle coproduzioni. Oppure le case editrici organizzano delle tournée degli autori perché comunque possono parlare la stessa lingua nei paesi vicini. Quindi io penso che esista una sorta di infrastruttura in questo spazio culturale comune. Esiste però una frattura più profonda, cioè io vedo una frattura più profonda all'interno della cultura tra i cosiddetti culturgnati, o come si dice da noi, culturgnati sarebbero gli esperti della cultura, insomma, forse in italiano si direbbe gli intellettuali, ecco, no? Tra, chiamiamoli così, gli intellettuali, o l'intellettuale e il pubblico. Gli intellettuali si guardano al pubblico come un insieme di persone che non capiscono, sono poco istruite oppure non sono abbastanza mature per il prodotto culturale che stanno fruendo, e quindi il pubblico si rivolge non agli intellettuali bensì a personaggi tipo Thompson o Zezza e via dicendo. Dall'altro lato c'è una resistenza culturale da parte della massa che non si rivolge agli intellettuali perché li considera una sorta di elite chiusa in se stessa che si autoalimenta a forza di premi e di recensioni. Quindi io vedo questa frattura maggiore più che tra i popoli, tra appunto intellettuali e pubblico dei lettori e popolo. Mislim da ste Da, Jesam. jesam se. Ti ćeš naučiti. Da. Ali ja sam mislila i na proizvode popularne kulture koji povezuju. Ima li toga? Aha, to ja. Dakle, samo ću jedan meni zbunjujući primjer navesti. U Splitu, drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, vrlo često gostuju srpski narodni, takozvani folk pjevači, dakle upravo oni koji se obraćaju vrlo brojnoj publici sa vrlo jednostavnom muzikom i glupim stihovima, ali su obožavani u Hrvatskoj, bez problema pune koncertne dvorane. Ali da se vratim na Split. U Splitu gostuju barem jednom tjedno takvi pjevači i pjevačice iz Srbije i bez ikakvih problema pune te dvorane i koncertne prostore. Međutim, kad je u organizaciji Srpskog kulturnog društva trebao jedan folklorni sastav nastupiti na obodu Splita, u jednom za grad marginalnom prostoru, upali su mladi fašisti, nema ljepše riječi, jer čak i mislim da oni ni ne misle da je fašist ružna riječ, upali su maskirani i spriječili su nastup te folklore. Dakle,
paralelno dvije pojave koje ja ne umijem, dakle čekam da sociolozi ili politolozi, antropolozi i psiholozi objasne o čemu se radi, kako je moguće istovremeno prigrliti tako vrlo lošu kulturu iz takozvane neprijateljske Srbije i također biti spreman spriječiti jedan bezazleni kulturni događaj koji na kraju krajeva namijenjen toj srpskoj zajednici koje gotovo da i nema, odnosno toliko je minimalizirana da ni na koji način ne predstavlja nikakav tip nesigurnosti za većinski hrvatski narod. Ali ostalo je u našem imaginariju, mora biti neki neprijatelj i to je vezano u Srbiju i izgleda da se to nikad neće promijeniti. Vi farei un esempio molto pratico. A Spalato, quindi la seconda città della Croazia, spesso si esibiscono dei cantanti del folk serbo, diciamo così, non folcloristici, direi un turbo folk. Il turbo folk è caratterizzato da una musica molto semplice e da dei versi così, altrettanto semplici. Succede però che a Spalato una volta a settimana questi cantanti turbo folk serbi riescano a riempire le sale, i teatri, insomma gli auditorium. Accade sempre nell'area di Spalato, ma in una località veramente molto marginale. Questo 2 giorni fa, l'altro ieri. Sì. Come si chiama quella località? No, è un sobborgo, un quartiere della città, molto marginale, piccolo. Accade che la locale comunità serba, quindi comunità minoritaria di Spalato, ospiti un gruppo folcloristico, no? E succede che dei giovani fascisti, che possiamo definire così, probabilmente per loro questo non è neanche potrebbe essere un complimento, arrivino, si presentino a questo evento e impediscano che l'evento si svolga. Ecco, io aspetto e vorrei che ci fossero degli antropologi, degli psicologi, degli storici che ci spiegassero perché questa dicotomia, perché stanno succedendo cose di questo tipo, ovvero che si accolgano dei cantanti turbo folk serbi che appartengono a questa cosiddetta cultura nemica serba e contemporaneamente si impedisca a un gruppetto folcloristico innocuo, invitato da un'innocua comunità serba minoritaria nel luogo marginale di Spalato. Ecco che queste due cose convivano. Probabilmente nell'immaginario collettivo è rimasta la necessità di identificare un nemico, che questo nemico si identifichi con la Serbia e purtroppo penso che questo immaginario non cambierà.